Un terzo della flotta nei prossimi 3 anni verrà convertito a elettrico e a idrogeno, e vuol dire che il passaggio della città di Venezia verso la sostenibilità e verso il green è veramente vero, non chiacchiere ma fatti. L'annuncio della svolta arriva proprio in queste giornate contraddistinte da uno smog d'allerta rosso. Entro il 2025 un autobus su 3 tra quelli che circolano nel comune di Venezia sarà green, un cambiamento all'insegna della compatibilità ambientale del trasporto pubblico. Devo dire, come assessore alla mobilità, un grande grazie al sindaco Luigi Brugnaro, perché ci ha creduto, ovviamente ha battuto i pugni, e sul riparto PNR sono arrivati la bella notizia che per la città di Venezia avrà 87 milioni di euro, con l'obiettivo nei prossimi 3 anni di acquistare 123 bus, in parte elettrici e in parte a idrogeno. Fra 4 mesi in via Orlando sarà inaugurato il primo distributore ad idrogeno di tutto il nord-est. Peraltro Venezia è già la prima città del Veneto nella quale un'intera parte del comune ha un trasporto pubblico completamente elettrico. Dal 31 gennaio tutti i 25 autobus del Lido e Pellestrina sono in attività a seguito di un investimento di 28 milioni di euro. Ma una grossa novità si profila nei prossimi mesi anche nel trasporto acqueo. Grazie all'azienda nostra AVM, che ha ovviamente colto l'impegno dell'amministrazione, posso annunciare ufficialmente che è stata affidata la gara, ha vinto un soggetto importante, dove tutti i 35 vaporetti che transiteranno in Canal Grande passeranno a motore ibrido. Quindi verrà convertito il motore in ibrido, quindi quando il vaporetto entrerà in Canal Grande, sia della linea 1 che della linea 2, passerà a elettrico, quindi zero emissioni e zero rumorosità.